Quindi Mazzocchi adesso esterno sinistro, Olivera va a fare il braccetto, Ngong va a fare l'esterno destro dall'altra parte e Politano è titolare inamovibile. La pirateria uccide il capo. Dai, amici bellini, la formazione. Poi ne parliamo, forse ne abbiamo già parlato live, ma comunque speriamo di non diventare virali, Calma. Vediamo, Simeone, Juan Jesus. Ragazzi, che questa potrebbe essere la partita che la foga di quelli che sono stati insomma un po' sottovalutati da Conte. Adesso segna Mazzocchi, segna Juan Jesus. Secondo fallo su Simeone, cominciamo. Io penso che quando la Serie A dice grigio non è la terza maglia che è grigia, è la maglia away che nelle grafiche della Serie A è messa in grigio perché bianca poi sarebbe uguale alla scritta dello 0-0, cose brutte. Lasciate il like perché questa è una chicca. Gioca, vai che va. Se ne anda. Non chissà. Avete visto la novità dei palloni sul cono a disposizione per velocizzare il gioco, no? Quando esce in fallo laterale. Interessante. Vai Kvara. Altro fallo. Quello di prima, il fallo, quando tu sei in volo gli dai la cosa, già si poteva punire. Qua, proprio in fallo da giallo, non fa niente. Kvara cade facile, lo dico, però questi due falli erano proprio nettissimi. Dai Politano, una foglia morta e qualcuno che entra di testa. Bravo Kvara. Niente, Lazovic, alzati! Bello Spinazzola, vai Mazzocchi. Quanta volontà, quanta buona volontà. L'apertura di Mazzocchi di prima, di sinistro, come faceva Politano, aiuto. Vai Di Lorenzo fino in fondo. Bravo Simeone. Dai Politano. Classico gol di Neres proprio. Magari, ma lo panchina. Bravo Kvara, dai. Pallone recuperato, adesso tutti che si spostano. Terzo fallo di Anghissà, Controllo un po' presuntuoso, volante e perdi palla. Però la voglio vedere bene, perché fare il fallo sistematico quando hai perso palla almeno non ti prendi il contropiedaccio in faccia. Quindi questa va bene. Cooling break, me ne vado. Attenzione, che cos'è questo cross in solitario? Ciacciua. Immagina essere graziato per l'ennesimo fallo su Kvara e poi ti fai ammonire perché butti il pallone. È proprio... dai. Mazzocchi, non la perdere, ti prego, ma no. Meno male. Anghissà. Ora però 0-0. Sarebbe proprio gol di McTominay. No, per l'inserimento da mediano. Pigliate sta Anghissà. Rega per noi, anche in trasferta. Don Raffaele. Di Lorenzo inciampato. No, non ti sei fatto niente, no? Ma un gol dell'ex non si può vedere. E secondo te, senza fretta, non c'è fretta, il campionato è lungo, 38 finali. Secondo te, un gol dell'ex? Capiamoci. Bravo Mazzocchi. Bella azione del Napoli, dai, sviluppa. Spinazzo, è andato proprio dritto come si è sciolto nel burro. Bravo Politano col destro, vai Loppo! È nata tu vedi che, come vi ho detto, i centrocampisti arrivano al tiro, ma non sono quelli che sei. Che peccato. Vai Kvara, approfitta. Che è successo a Kvara? Maronna mia. Ha chiesto il cambio, un po' acqua e zucchero, ma che è successo? Ma non potevi far passare questo minuto e il cambio lo fai a fine primo tempo, no? Questo non l'ho mai capito. Probabilmente non se ne frega proprio perché i cambi che ha a disposizione oggi sono pochissimi, quindi non si arriva. Dai, Raspadori seconda punta, trequartista, dietro la punta, dai, la punta. Il sottopunta. Politano ce l'ha rata a Zanetti perché Zanetti tiene la camicia bianca. Tra l'altro non si potrebbe fare che hai la camicia bianca uguale alla maglia nostra. Non si può fare. Dov'è Neres? È il momento dei like, perché adesso entra Neres, entra Lukaku, entra Elmas e stiamo a posto. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, dai, amici miei, Raspadori. Vai Meret, dai. Niente?
Perché Castanos tutto questo spazio per tirare? Signori, svegliamoci, perché qua succede una tragedia sportiva. Era Spadori, vedi a Spinazzola, un poco più forte questo passaggio. Rientra sul destro, cerca il cross basso. 4 di loro, aiutatemi! No! Ma allora diventiamo virali oggi! Livramento! Benissimo! Lo vedi che Spinazzola non ce la fa? Lo vedi che Spinazzola tutta la partita non ce la fa? Oliver, al 50... Vabbè. Poi perché gioca qua? È perché Olivera te lo devi conservare perché Zerbin è squalifica e nessuno lo ha detto! Ecco qua un altro. Ciacciua! Guarda là. Io neanche ho capito queste due sostituzioni fatte uno alla scadere e uno all'inizio che ti bruci gli slot. Non l'ho capita proprio. Bello Lobo. Vai fino in fondo. Poi lo chissà. Vabbè, ma pure un po' di Politano l'ha tirata in curva. Pure un po' di mazzo. Doppietta di McTominay. Doppietta. Sicuramente, no? La marcatura di Juan Jesus è bella lasca. E per quale motivo Juan Jesus deve essere l'ultimo dei baluardi e non titolare? E il pur bravo Hermoso non ci interessa. Sicuramente Meret può fare qualcosa perché sa dai. Ma perché Lazovic sta così solo là? Ha tutto il tempo di caricare un cross di esterno. E perché Anghissà fa la solita cosa? Ci ho fatto il fallo, non l'ho fatto. E lo devi fare quel fallo che hai fatto nel primo tempo. Perché? Anghissà che prova la rovesciata. Anghissà sta giocando. L'altro pallone regalato. Vediamo. Il tiro del... Gerrard. Dai Mazzocchi, mettila bene, ti prego, ti scongiuro. Ce l'ha data qui. E ce l'ha data qui. Mamma mia, la palla che... Mazzocchi. Signori, va bene, Juan Jesus. Mazzocchi titolare. Mazzocchi titolare a destra. Ditemi che è una cosa normale. Ditemi che è una cosa accettabile. Vai Di Lorenzo, mettila bene. Bello schema Politano. Mua! Questo si chiama lo chef's kiss. Il bacio dello chef. Lasciateli cucinare. Io mo mi giro in panchina. Chi vedo? Ngong. Lo vogliamo mettere Ngong? Che dire? Non lo so. Siamo al 70. Fa il velo Politano. Fa il velo. Guardate che casino là a centrocampo. Ecco qua, solo lui. Ecco qua. 2-0. Il Milan è andato sotto di 2-0. Datevi a vedere che macello hanno fatto a centrocampo, Oliver, tutti che inciampavano e nessuno che metteva un piede. Il Milan, ieri abbiamo visto il Milan, anche le squadre fanno fatica, l'Inter a pareggiare. Vediamo di pareggiare. Due esordienti. Sono gli esordi, quelli che non hanno mai giocato. Vi ricordate quella frase? Ma quello serve l'ambientamento. Ti devi ambientare col calcio Italia. Conosce l'ambiente. Mosquera non conosce l'ambiente e sì. Mo la mettono sulla rissa. Ma quello tanto peggio del 10° posto non si può fare. È vero? No, è vero. Attenzione. Attenzione. Quindi Mazzocchi adesso esterno sinistro. Olivera va a fare il braccetto. Ngong va a fare l'esterno destro dall'altra parte e Politano è titolare, è inamovibile. Rachmani proprio buttato il fruscello. Ciacciua proprio dritto, Mazzocchi non serve. Ecco qua, Meret! Quasi 3-0. Tic toc, tic toc. Tic tac, tic tac. Tic tac, tic tac. Tic tac. Poi che l'ottima chiusura di Magnani che mette in angolo. Che dire, mamma mia, fa l'1-2 da solo con l'avversario davanti. Bravo Ngong! Perlomeno, hai capito? Un tiro in porta. Non c'è niente che dire, alzati, mamma mia, che vergogna chiedere rigori così. Che vergogna. Raspa, proprio... Meravigliosi. Meravigliosi tutti. Ngong ha dato un po' di vivacità, no? Si può... No, chiedo se si può... Per farvi capire che stai pigliando a Neres dove uno ce l'avevi già e non serve a niente. Cioè, capiamoci. I soldi ce l'abbiamo no. Calma. Bello Mazzocchi. Ecco qua, un altro. No, doppia. Olivera. In mezzo non c'è niente.
No, probabilmente assist. La domanda è, devo scrivere, se è vero come stanno scrivendo, no ma i babbettoni, abbiamo speso i babbettoni, teniamo noi i soldi, confermo, teniamo noi i soldi. Ma non è peggio se veramente tu c'hai i soldi e sei arrivato a inizio campionato con questa squadra qua? Non è peggio? Riflettici, riflettici.